Ed eccoci alla quarta corsa, un confronto per sole femmine di 3 anni, Gioia Trio, Gea Horse, Gardenia V, Grisby, Guaistecca, Gioia Ban, Grace Kelly, Matley. Questo è lo schieramento, i favori in chiusura sono per Guaistecca e Gardenia V, più o meno molto vicine alle quote, con Guaistecca che cerca di sfruttare la sua velocità iniziale, l'errore di Grisby, mentre anche Gardenia però parte veloce. Guaistecca cerca di convergere alla corda e vi riesce in 100 metri. Guaistecca sopravanza Gardenia V che pure era partita discretamente e guida terza posizione per Gioia Trio. 200 metri iniziali completati in 14,4, lancio velocissimo per Guaistecca che si conferma ottima partitrice, mentre Gardenia V è in seconda posizione davanti a Gioia Trio. E se ne vanno i 400 metri iniziali. Vi ricordo che ha sbagliato Grisby nella fase iniziale quando cercava di far partenza. Intanto 29,8 per i primi 400 metri di gara, guida con un paio di lunghezze di vantaggio Guaistecca su Gardenia V. La terza posizione sempre per Gioia Trio che precede Grisby, che è stata rimessa abbastanza velocemente, poi Grace Kelly Matley. E quindi Gioia Ban a chiudere il gruppo, in quanto Gea Horse è rimasta subito attardata e lontana. 800 metri in 1,1,4, quindi mantiene andatura discreta, anche se ha rallentato nel secondo quarto di gara la leader, Guaistecca in vantaggio, Gardenia V in seconda posizione, sono le due più seguite, con Guaistecca che arriva al chilometro in 1,17, parziali in 15,6. Gardenia V accenna a spostare all'esterno, nessuno però arriva dalle retrovie, quindi rimane ancora un po' sotto. E si fa ancora un po' di metri in schiena a Guaistecca che affronta la curva finale in vantaggio, parziale in 14,8. Gardenia V in seconda posizione, in terza Gioia Trio, le altre non riescono a inserirsi. Completamento della piegata, ingresso addirittura d'arrivo, Gardenia V sposta all'esterno di Guaistecca. Guaistecca entra con una lunghezza di margine addirittura, ci prova comunque Gardenia V che spinge sull'acceleratore nel finale, passa nettamente nelle battute conclusive. Gardenia V che conferma l'ottimo momento di forma e vince su Guaistecca che sul palo è avvicinata da Gioia Trio e forse raggiunta, ma ci sarà probabile foto per il secondo posto. Intanto 34, poi 33 a chiudere, medie di 1,15,9 per Manuel Pistone che raddoppia subito il successo ottenuto in precedenza con Fever 3F. Assegno ancora con Gardenia AV, questa volta per conto del fratello Giuseppe Pistone. Per la scuderia Angelico EC. Successo dunque il bis per Manuel Pistone.